Martedì si terrà un incontro trilaterale tra Iran, Cina e Russia in vista del rinnovo dei colloqui sul nucleare con Francia, Germania e Regno Unito, previsto per venerdì a Istanbul. Se non ci saranno progressi nei colloqui entro la fine di agosto, i tre paesi europei hanno minacciato di far scattare il meccanismo di snapback dell'accordo sul programma nucleare di Teheran del 2015, che consentirebbe di imporre nuovamente le sanzioni. بله همونطور که اعلام شد در یک مکانی غیر از اروپا در استانبول این نشست برگزار خواهد شد در سطح معاونان وزیر امور خارجه با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، در واقع معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی. موضوع گفتگو هم روشن هست، رفع تحریم ها و مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. Le tre potenze europee insieme a Cina e Russia sono le parti rimanenti dell'accordo del 2015 che ha eliminato le sanzioni all'Iran in cambio di restrizioni sul suo programma nucleare. L'accordo ha iniziato a sgretolarsi nel 2018, quando gli Stati Uniti del primo mandato del presidente Donald Trump se ne sono tirati fuori e hanno iniziato a reimporre alcune sanzioni. Da allora l'Iran ha gradualmente aumentato le sue attività nucleari, tra cui l'arricchimento dell'uranio fino al 60%, a un passo dalla soglia del 90% necessaria per produrre un'arma nucleare.